caldo? Siamo pronti? Noi siamo abituati ad un grandissimo applauso per iniziare e quindi siamo qui a Jesolo, Piazza Manzoni, con pronti, questo ragazzi, brano. partiamo! Yeah, 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 Jesolo. Yeah, 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 Jesolo. Cotti sotto il sole, Ma che caldo fa! la laguna dalla strada ed il mare più in là. File di ombrelloni, Pronti pedalò, un WhatsApp per te, vieni o no, siamo qui dove sei. È un'altra estate che va, gli stessi amici e la TV, anche quest'anno tutti a Jesolo. È un'altra estate che va, noi siamo qui ma manchi tu, tra azzurro e onde tutti qua. bruciano gli amori, quanto cielo c'è, E ti fa girare la testa una slaio più in là. bello di sale, occhi mare blu, Radio FM suonano le canzoni per noi. Assieme è un'altra estate che va, gli stessi amici e la TV, anche quest'anno tutti a Jesolo. È un'altra estate che va, noi siamo qui ma manchi tu, tra azzurro e onde tutti qua. La spiaggia già la vedo, aspetta sto arrivando, Eins, zwei, drei, e tu sarai con me. L'amore sotto il sole, lo grida tutto il mondo, te quiero di Fisher, I love you, è l'ora dello spritz, la gente sta arrivando, amore sta arrivando, sono qua. Yeah, 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 mani, yeah, yeah, solo. Dai, yeah, 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 solo. È un'altra estate che va, gli stessi amici e la TV, anche quest'anno tutti a Jesolo. È un'altra estate che va, noi siamo qui e pure tu, tra azzurro e onde tutti qua. Onde tutti qua, tra azzurro e onde tutti qua. Jesolo, e sotto il sole siamo qua. Un benvenuti a Piazza Manzoni Jesolo da parte dei Rodigini, grazie! Grazie, non mi ero accorta che non potete battere le mani perché vi state sventolando, scusate. Vediamo quanti sventoli ci sono, i ventagli, no sventoli. sventoli. Ventagli, dai ragazzi, parliamo bene, cominciamo bene. Ok, fa un po' caldo in effetti, fa un po' caldo ma è il caldo sole di Jesolo. È il caldo di Jesolo e noi abbiamo questa sera l'onore di avere qui in Piazza Manzoni due sindaci. Il primo è per il comune di Jesolo. Christopher De Zatti! Ovviamente questa sera con una bellissima sorpresa abbiamo ospitato il sindaco della città di Mogliano, Il ovvero dottor Davide Bortolato! Salutiamo anche la signora Francesca e naturalmente li invitiamo questi due bellissimi e per un attimo sul giovanissimi palco. sindaci qui sul palco assieme a noi. Vogliamo sentire l'applauso più caloroso e forte, ragazzi! Ok, Dottor Christopher, aspetta, ecco qua, questo è per uno per ciascuno, guarda. Bene, allora buonasera a tutti, vi do il benvenuto, vedo che ci sono un po' di nostri concittadini e tanti turisti, quindi a tutti benvenuti e buona estate a Jesolo, è la prima occasione che ho quest'estate di dare il saluto da Piazza Manzoni, permettetemi di ringraziare lo stabilimento e tutti i volontari di questa zona che permettono di portare avanti l'intrattenimento serale che viene offerto ai nostri turisti, fa parte delle tante cose che cerchiamo di offrire per intrattenere e deliziare le serate. Fa un po' caldo, è vero, però sempre meglio che diciamo il tempo non clemente, ecco. Io ringrazio tutti voi per la fiducia che date sempre a Jesolo, anche quest'estate le prime impressioni sono quelle di un'estate assolutamente positiva, i numeri ci sono, la gente c'è, quindi
siamo felici e vi ringraziamo perché Jesolo è quello che è, sicuramente grazie all'impegno di tutti gli operatori, tutte le persone che lavorano, ma grazie alla fiducia che ci danno le persone che ogni anno scelgono Jesolo per le proprie vacanze, quindi penso che vi meritate un bel applauso. Questa sera abbiamo ovviamente degli artisti molto importanti, grazie per la canzone dedicata alla nostra città, quindi grazie Rodigini, ovviamente è sempre un piacere ospitarvi a Jesolo perché siete uno dei nomi che diciamo arrivano sempre con grande onore da parte nostra in questo territorio. E ho l'onore anche di avere qui accanto a me il sindaco, il collega Davide Bortolato di Mogliano Veneto. Ovviamente la provincia di Treviso è una delle province che ci rendono sempre grandi, quindi mi fa piacere per questo, ma mi fa piacere perché sei un bravo sindaco, abbiamo imparato a conoscerci, quindi è un piacere doppio per me averti qui. Ho pensato fosse giusto, opportuno omaggiare con un dono, quindi poi separatamente te lo farò vedere. Ho portato un libro fotografico, il nuovo libro fotografico della nostra città che racconta il territorio, la laguna, il mare, i fiumi, quindi tutto il rapporto con l'ambiente che abbiamo. Ho pensato anche a un omaggio, non se la prendano gli uomini su questo palco, ma ovviamente a Jesolo cerchiamo di essere galanti, quindi per la nostra ospite donna c'è un foulard ufficiale della città di Jesolo. Ecco. Che piacere, grazie, Bene. grazie di cuore. Buona serata a tutti. Grazie. Buonasera a tutti, vi do un saluto anch'io da Mogliano, tra l'altro ho visto qualche cittadino di Mogliano, quindi benvenuti a Jesolo. Facciamo un un cambio, esatto, ogni tanto fanno i Voglio capricci. fare veramente i complimenti a Christopher perché Jesolo è sempre più bella, è una città fantastica. Poi questa piazza Manzoni, ne ho sentito tanto parlare, complimenti, veramente ho scoperto quasi un'area familiare. Poi la spiaggia, lo stabilimento, uno dei più belli sicuramente di Jesolo, complimenti. Beh, io saluto, ci sono moglianesi, ne ho visti, ma poi ne abbiamo uno di speciale che è Rino, il nostro amico Rino Toffoli, che è uno degli animatori di questa piazza. Io farei un applauso per lui veramente perché se lo merita. Quindi passate tutti una buona estate e viva Jesolo e viva Mogliano. Evviva! Ringraziamo di cuore questi due Grazie. sindaci, queste due rappresentanze, veramente io direi che fa molto piacere vedere dei ragazzi giovani, perché sono ragazzi giovani, vero Francesco? Sì, non, giovani- non come te che... Giovanissimi. Avrei voluto fare anch'io il sindaco, Ah, ma sì? non ho avuto la fortuna di... Non ho avuto fiducia non in avevi me. tempo, non avevi tempo. Però dovevi mi sarebbe piaciuto fare il sindaco. Allora, le cose erano due, o facevo il vescovo o il sindaco, e quindi Meglio il musicista. meglio il musicista. Meglio il musicista, se no sai quanti danni facevi come vescovo. Grazie, lo facciamo un applauso qui alla nostra badante, inizia subito. Ha detto che mi romperà le scatole, ma vediamo. A proposito di abitanti di Mogliano, noi abbiamo Esatto. qui un grande amico che è il signor Rino. Vorrei un applauso che ci canterà subito una canzone. Rino. A te l'onere di aprire questa serata musicale, carissimo. Facciamo un applauso di incoraggiamento. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Stasera, come ha detto il sindaco, siamo tutti turisti, vero? Siamo tutti turisti, siamo tutti amici di Jesolo Siamo tutti amici. e anche, perché no, amici dei Rodigini. Certamente, è un anno che vi aspettiamo, Dovete sapere che Finalmente sono arrivati. Arriviamo. Dovete sapere che questo ragazzo una volta quando avevamo i capelli più scuri, Ok, mettiti d'accordo. meno colorati, ecco, diciamo così. Siamo anziani. Lei faceva il cantante nei gruppetti, sapete quelli di i beat, mia mamma diceva i beater. Lui faceva un beater e cantava. Il beater. E questa passione gli è rimasta, lo facciamo cantare con una canzone di Adriano Celentano. Cogliamolo con un canzone applauso bellissima, con il e vostro si parte applauso. così. Dedicata a tutti i turisti come me che sono qui a Jesolo. Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce e mi manca un po' respiro, ma se ci sei troppa luce. La mia anima si espande come musica d'estate, poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi.
con te sarò sincero, resterò quel che sono. Disonesto mai lo giuro, ma se tradisci non perdono. Ti sarò per sempre amico, pur se lo so come sai. Io lo so, mi contraddico, ma preziosa sei tu per me. Tra le mie braccia dormirai serenamente ed è importante, questo sai, per sentirsi pienamente noi. Un'altra vita mi darai che io non conosco, la mia compagna tu sarai fino a quando so che lo vorrai. Due caratteri diversi, prendo fuoco facilmente, ma divisi siamo persi, ci sentiamo quasi niente. Siamo due legati dentro da un amore che ci dà la profonda convinzione che nessuno ci dividerà. Tra le mie braccia dormirai serenamente ed è importante, questo sai, per sentirsi pienamente noi. Un'altra vita mi darai che io non conosco, la mia compagna tu sarai fino a quando lo vorrai. Poi vivremo come sai, solo di sincerità, di amore, di fiducia, poi sarà quel che sarà. Tra le mie braccia dormirai serenamente ed è importante, questo sai, per sentirsi pienamente noi. Dedicata a voi, dedicata a voi. Sei un grande. Grazie, grazie, molto gentili, grazie. Grazie, molto gentili, e ringrazio tutti dell'invito, grazie. A questo punto io direi che siamo venuti qua tutti quanti apposta per vedere i Rodicini. Allora io vi li presento subito. Buona serata a tutti con i grandi artisti, i Rodicini. Anche la Grazie, presentazione, grazie. Grazie Rino. Grazie. Complimenti. Aspetta Bravissimo, Monica perché abbiamo bravo. una cosa, una carambata. Una carambata, sì. mi piacciono le carambate. Aspetta perché sono anche un po' Il orbo. problema è questo, ragazzi, che dovete scrivere più grande. Non è vero. Allora. Posso leggere? Siamo. No. Sì, vuoi leggere tu? Se no, No. guarda, c'è il supporto tecnico. Ah. Cominciamo bene, ragazzi. Allora, siamo onorati di avere tra il pubblico il signor, questo mi devi aiutare perché Dieter Richter. dov'è il Herr Dieter Richter. Eccolo qua. Guten Abend. Guten E Abend. poi c'è Singer E dopo c'è di Singen dalla Germania. dalla Germania, che frequenta la località di Jesolo da 70 anni ininterrotti. Già 20 anni fa è stato premiato, questo 20 anni fa è stato premiato da Amorino. Forse c'eravamo anche noi, sai Amorino, non so. Perché noi portiamo fortuna, quindi auguri a questo signore. 70 anni ininterrotti che viene a Jesolo. Io direi che ci vuole un applauso di quelli grandi. Wunderbar.
Bravo. Fantastico, veramente. Fantastico il signor Dieter. Bene, e dopo questa bella notizia, No, a lui invece- tu prova a pensare 70 anni in vacanza a Jesolo. Lui ha trascorso i migliori anni della sua vita qui a Sì, Jesolo. certo. E noi gli vogliamo dedicare questa canzone di Renato Zero, che si intitola appunto I migliori anni della nostra vita. Grazie! Grazie ragazzi. Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa, mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre. Cantiamo assieme, pronti? I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita, stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. La chitarra di Luca! Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. Penso che è stupendo restare al buio abbracciati e muti, come cugini dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. Riproviamoci, Jesolo! I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita, stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra
amore, grazie. Fa veramente caldo, eh? Vabbè, Noi- ce ne facciamo una ragione, vero Eustorgio? Ce ne facciamo una ragione. Anzi, meglio, perché finché c'è il sole, c'è aria di Bellissimo, festa, di bellissimo, mare, bellissimo. voglia di andare in acqua. L'avete imparato anche voi? Oh. Comunque adesso vi portiamo a Sanremo con la nostra Monica. Lei è bravissima e vi canterà una canzone di Giorgia dal titolo La cura per me. Perché dopo gli applausi, dopo. Dentro la mano una carezza sul viso, senza anima questo sorriso che cerca tu. Più ti avvicini io più mi allontano e i ricordi se ne vanno piano, su e giù come un ascensore, ogni mia stupida emozione. E no, non cambierà, dirti una bugia o la verità, per me fare una follia è come la normalità. Non so più quante volte ti ho cercato, per quegli occhi che fanno da luna. Non so più quante notti ti ho aspettato, per finire ingoiare tutta la paura di rimanere sola in questa stanza buia. Solo tu sei la cura per me. Tutto passa, a scordarti non so ancora come si faccia. Qualcosa lo dovevo rovinare, nascondo una lacrima nel mare ferito. Voglio andare avanti all'infinito, trovarti dentro gli occhi di un cane smarrito. E no, non cambierà, dirti una bugia o la verità, per me fare una follia è come la normalità. Non so più quante volte ti ho cercato, per quegli occhi che fanno la luna. Non so più quante notti ti ho aspettato, per finire ingoiare tutta la paura di rimanere sola in questa stanza buia. Solo tu sei la cura per me. Non che non ho voglia di rincorrerti, seguire la tua ombra e salire fino sugli alberi, guardando il cielo sapendo che lo stai guardando. Ora anche tu per me sei la luna, per me sei la cura, per me sei avventura, ma non sei nessuno. Spengo la paura di rimanere sola. Per quegli occhi che fanno la luna. Non so più quante notti ti ho aspettato, per finire ingoiare tutta la paura di rimanere sola in questa stanza buia. Non sarò mai più sola per me. Grazie a tutti. La cura per me. Che bella questa canzone, eh? Bravo. La volevo cantare io e lei me l'ha ciullata. Come si dice a Gesù ciullata? No, finalmente dopo un po' di anni Giorgia è ritornata con i brani un po' alla sua maniera. Una mezza via, insomma, diciamo, alla sua maniera. Mentre adesso è arrivato il momento di Simone Cuccarini, facciamogli un applauso a Simone Cuccarini. Eccolo qua, adesso arriva la sua doppio zero. Sulle mani, montiamo così, fa un po' di vento. Non facciamo suonare un po' così.
Simone è appena stato sotto la doccia, vedo. Dovete pensare che la nostra Monica ieri ha compiuto gli anni, non vi dico quanti perché Ma perché? più di 75 meno di 80. No, diciamo allora più di 18 meno di 80. Allora cantiamo, vogliamo cantare alla maniera Lorigini gli auguri, perché qualcuno voleva donarti dei fiori e Ma noi dai, cantiamo che così. bello. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Monica, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Monica, tanti auguri Tanti auguri, tranquilli, Ma che meraviglia. rubiamo poco tempo, dopo 2 sindaci, arriviamo a noi. Allora, la radio stamattina diceva che era il tuo compleanno, lo stabilimento Manzoni Grazie, grazie. voleva omaggiarti con questo splendido mazzo È meraviglioso, di grazie. fiori, e per il tuo compleanno e per la collaborazione, come diceva il sindaco prima, che dura da anni. Grazie per tutto. E Grazie. tanti auguri. E tanti Grazie. auguri. Ringraziamo Giorgio Pasquale in rappresentanza di tutto lo stabilimento Manzoni, giusto? Ce ne andiamo subito perché vi aspetta una stupenda serata con i Lorigini, strepitosa direi. Va bene, grazie. Ok, Bene, andiamo. appena Francesco esce dalla doccia arriva. Mi Arriva. sono portato Grazie, via anche il grazie, cambio, ho le cara, mutande grazie, dietro qua grazie, per grazie. cambiare. Perfetto, sì, non serviva dirlo, ma comunque volevo approfittare per ringraziare anche tutti i pensieri che ho ricevuto dagli amici presenti qui questa sera, gli amici di Treviso, poi anche Giuliana, Claudio, Mara e Giulio, poi Dusi, Eugenio, insomma grazie. I ragazzi dell'Orchestra dei grazie. Lodigiani. I ragazzi dell'Orchestra dei Lodigiani che mi hanno fatto un regalo praticamente bellissimo. Erotico, Ma che erotico, erotico! Ma che erotico! gli abbiamo fatto finalmente un regalo erotico, perché si lamentava sempre e noi gliel'abbiamo fatto. Allora, mi hanno fatto uno scatolone grande così e poi dentro ci ho trovato una cosa così. Cioè, se è erotico di quelli da pochi soldi, insomma, quelli avevamo. Non importa, lasciamo Siamo stare questo pronti? argomento. Sulle mani, perché adesso cantiamo canzone di Gabri Ponte! Su, su! Movimentiamo l'atmosfera ragazzi, ci trasferiamo a Sanremo 2025 nuovamente. Tutta l'Italia sta ballando e cantando questo grande successo di Sanremo, questa è la nostra versione, dai! Mamma stasera non ritorno, ma sicuro finisco in qualche letto, poi dormo. Siamo tutti dei bravi ragazzi, a posto, spaghetti, vino e Padre Nostro. E la giocò con Davide, va bene ma lei sta a Parigi. I baci vietati nelle stradine nere, occhi tristi ma felici, quanti amici degli amici. E canti, ti sento tra le grida, le luci ci passano le dita, fa niente se non l'hai mai sentita, Assieme! ma con sta roba ci salta tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, hey! Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, lasciateci ballare con un bicchiere in mano, domani poi ci pentiamo a dirci ti amo, e qui ci sente tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Le mani! Il calcio lo prendono a calci, la moda che fa degli stracci, Gina stellata di avanzi, beato Santissimo Crazzi. E quante monettine, ma i desideri sono degli altri, come colanine d'oro sulle canottiere, l'autobus con la pesanti, avanti popolo avanti. E canti, ti sento tra le grida, le luci ci passano
passano le dita, fa niente, bevi così è la vita, ma con sta roba si salta. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, hey! Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, lasciateci ballare con un bicchiere in mano, domani poi ci pentiamo a dirci ti amo, e qui si sente tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, hey! Assieme a noi, viva l'Italia, dai! Viva l'Italia, viva l'Italia, viva l'Italia, Voglio sentire un urlo! Ah, viva l'Italia! Questa nostra bella Italia. Dovete sapere che la scaletta l'ha fatta la Monica e io non ce l'ho. A proposito di patriarcato. allora- E poi No, aspetta. aspetta, devo dire una Amorino, ti dico una cosa. Mannaggia. Parlano di patriarcato, comandano le donne. Guarda, mi ha scritto in piccolo per farmi un dispetto, mi ha scritto in piccolo che non riesco neanche, vedo appena il foglio. Cioè, anche se dovessi, perché è talmente che se anche ci vado vicino non vedo un cavolo. Quindi vedi di stare là, che se caldo. No, io volevo dire una roba. Sì, dilla pure, che intanto io prendo fiato, perché qua ragazzi... No, volevo dire, ho letto, prima venendo su, ho sentito di un bambino in America che guadagna 20 milioni di dollari l'anno insegnando agli altri bambini a usare i giochi. Allora io ho i figli già grandi, ma se dovessi avere un bambino piccolo e lo vedo studiare lo picchio. È vero o no? Adesso arrivano i nipotini, poi ci pensi, no? Esatto, adesso arriva. No, che nipotini. Quando eravamo a Boccia Noi, e andavamo per dirti chi diventava professore alle medie e alle superiori. Vi ricordate i professori? Avevamo il terrore noi dei professori. Per il professore di storia e di filosofia alle superiori, oppure, non so, il professore di diritto alle superiori. Adesso, se il professore ti dà una nota alle medie, vai a casa, arriva il papà e picchia il professore. Quando eravamo Boccia noi, andavamo a casa con la nota, prendevamo una rata di botte da manicomio, vero o no? E al professore gli portavano il salame, dice Simone. Perché dicevano, sì, finalmente. Appunto, una volta si studiava, io mi ricordo, cosa facciamo? Storia dell'arte. Sì. Che cazzo serve storia dell'arte? Come? Adesso ci sono due signor Sindaco, scusi se parliamo un Sì, po'. no, parla un po' male questo signore. Adesso porti pazienza. ci sono due categorie di laureati che guadagnano dei soldi. Il primo è un avvocato, l'avvocato, fate studiare i vostri figli avvocato, perché una volta bastava, mio padre diceva su a mia mamma e mia madre lo insultava e dopo facevano l'amore. Adesso ti mandano la lettera dell'avvocato. Voi fate le corna o il dito a uno in macchina, vi tira giù la targa e arriva la lettera dell'avvocato. È vero. Ma la cosa più sorprendente, sapete chi sono? Gli psicologi. Siete mai stati allo psicologo? Voi no, perché avete Beh, una tu certa... potresti fare un giro, Fategli l'applauso. No, gli psicologi. Una volta, adesso il bambino, non so, un bambino di 6-7 anni, si mette un dito in bocca, lo portano dallo psicologo. Ma non è muore il gatto, a tutti quanti c'è morto un gatto, è vero o no? Tutta la famiglia dallo psicologo, perché ci devono psicologicolare, che cazzo sta Come scusa, che termine? Abbiamo coniato un nuovo termine stasera, un nuovo verbo. Andavi male a scuola, prendevi una nota, andavi a casa, tua mamma ti ratava di botte, adesso invece
ti mandano dallo psicologo. I bambini hanno sempre parlato quando hanno voluto loro, c'è chi parlava un anno, chi parlava un anno e mezzo, chi parlava 2 anni quando aveva voglia lui di parlare, vero o no? Adesso il bambino, se a 9 mesi non parla, lo portano dallo psicologo. Lo sai tu? No, Ecco, al mio paese, io abito ad Albignasego, c'è anche... ci con sono te dei- sono un po' in ritardo, ma insomma... No, e c'era un bambino che aveva 3 anni e ancora non parlava. Non parlava, cazzo. E allora lo portiamo dallo psicologo, lo portiamo qua, no? Una mattina si alza sto boccia e dice: nonno! Tutti contenti. Vai a prendere la torta gelato perché ha detto nonno. Ora di sera il nonno è morto. No. E il boccia. E il giorno dopo il boccia, zitto, neanche più una parola. Passa un'altra 6 mesi, si sveglia e dice: zio! Il bambino parla! Vai a tagliamo il salame che io ho regalato. Grazie. Ora de sera è il zio morto secco. Cazzo sto boccia, porta sfiga. E il giorno dopo ancora silenzio, muto, non parla più, non parla più. Dopo un'altra 3 mesi il boccia si alza e dice: papà! Suo padre, guarda, oggi non mi muovo, sto in casa, sto in letto, non mi muovo, portami da mangiare qua. Non vado neanche fuori dalla camera da letto, altro che, capito? Insomma, arriva sera, sua moglie diceva: vieni a mangiare, vieni a vedere la televisione, perché è inutile che stai, tanto non ti è successo niente. Fatto visto, sono tutte dicerie, il boccia non è che portasse male, però strano, perché mi ha detto che è morto l'avvocato del secondo piano qua adesso ora. Voglio un applauso, chi non l'ha capita dopo gliela spiego un po' più tardi, ma adesso Monica! Adesso, finché ti asciughi un po', io realizzo un piccolissimo, perché dovete sapere che durante i concerti mi piace realizzare i miei piccoli sogni nel cassetto, perché io sono nata a Pane, Giorgia, Pausini, tutte quelle cantanti che negli anni 90 nascevano, spopolavano, io ero adolescente e le ammiravo tantissimo e sognavo un giorno di diventare come loro, e pian pianino insomma mi sono impegnata, e questa sera... Dai. Sì, sono bionda, non sono mora come la Pausini e come Giorgia, però questa sera vi presento un collage, un potpourri, un insieme di alcuni successi degli anni 90 di Laura Pausini, che canteremo magari assieme perché li conosciamo tutti. Il primo fa così. Io come un albero nudo senza te, senza foglie e radici ormai, abbandonata così, per rinascere mi servi qui. Non c'è una cosa che non ricordi noi, questa casa perduta ormai, mentre la neve va giù, è quasi Natale, tu non ci sei più. E mi manchi amore mio, tu mi manchi come quando cerco di, e in assenza di te io ti vorrei per dirti che tu mi manchi amore mio, il dolore forte come un lungo addio, e in assenza di te è un vuoto dentro me. E poi arrivava lui, il famosissimo Marco se n'è andato e non ritorna più, il treno delle 7:30 senza lui, un cuore di metallo senza l'anima, nel freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto, Marco è dentro me, è dolce il suo respiro tra i pensieri miei, distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me, chissà se penserai, se con gli amici parlerai, per non so
Mi dispiace, devo andare via, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo ho perso dietro lui, che promette e poi non cambia mai. Strani amori che finiscono, ma perché restano nel cuore. Strani amori che vanno e vengono nei pensieri che li nascondono. Storie vere che ci appartengono, ma si lasciano come noi. Strani amori fragili, prigionieri liberi. Strani amori mettono nei guai, poi in realtà siamo noi. Mi dispiace, devo andare via, questa volta l'ho promesso a me, perché ho voglia di un amore vero senza La nostra Palesina. Grazie a tutti. Che belle queste canzoni. Oh yes. Ma noi che abbiamo vissuto gli anni 70, c'eravate voi negli anni 70? Non ho sentito. Anche prima? Chi è che ha detto anche prima? Beh, il signore che veniva 70 anni fa, sì. Allora, negli anni 70 c'erano delle canzoni bellissime, è stata fatta la musica più bella, è vero Eustorgio, la più bella musica degli anni 70, 80, 60, anche, partiamo dagli anni 60, tipo una canzone degli anni 60 cos'era? Questa è la storia, era anni 60 questa, è vero? Oppure ho spento già la luce, sono rimasto solo io. Solo tu? Troppo belle, Hai anche ragione che dopo parla male dei cantanti di oggi. No, e invece noi negli anni 70 avevamo il giardino dei semplici. Guarda, già comincia a eccitarsi, lo vedi proprio, perché, cosa ha detto il signore? Dice una dei nomadi. Ancora? Sì, dopo la facciamo. Dopo te la facciamo. Sei rimasto ai nomadi. Sei un... ma ci siamo anche Sì, là. dopo te la facciamo. Quando troviamo uno nostalgico di i nomadi, quelli invece più i Pooh. Dopo ti facciamo anche i Pooh. Sta tranquillo. No, lui invece è più di nicchia, lui ha più i cantanti quelli un pochettino più... Con i nomadi non potevi fare l'amore, perché io un giorno crescerò. Come facevi a fare l'amore? Prendevi due sberle dall'amorosa se gli dicevi così. Noi invece cantavamo così, occhio. Voglio vedere le mani così fatto un po' di vento. Era il giardino dei semplici. Sulla spiaggia s'allungavano le ombre, guardando l'uva mi dicesti è già settembre. Metti sulla mia camicia via il costume, mi innamorai di quel pulcino senza piume. Io sognavo ancora di fare all'amore e mi ha svegliato sorridendo un pescatore. Io sognavo ancora di tenerti stretta, te n'eri andata con l'estate troppo in fretta. Del tuo viso che piangeva, chissà quando, chissà dove. Assieme.
Scuoto piano le mie braccia dal cuscino per non svegliarla, lei non sa che l'amo meno. Io sognavo ancora di tenerti stretta, te n'eri andata con l'estate troppo in fretta. Del tuo viso che piangeva, chissà quando, chissà dove. Dei tuoi occhi fra lo zucchero filato, come stesso quando tutto era finito. Mi innamorai, mi innamorai. Mi innamorai. E questa è la voce di Francesco. Grazie. Bravo, bravo, il nostro romanticone. No, dopo per chi, no, invece per chi ama il nome, dopo facciamo Sì, le ma canzoni. certo, è che- Accontenteremo tutti stasera. Non fare promesse che non possiamo mantenere, per favore. Ho detto tutti, no tutte. Tutti. Hai ragione. Basta, non parlo. No, stasera quando sono arrivato è arrivato un vecchietto, non si può più dire vecchietto, vero o no? No? Come si dice? Anziano? No, no, diversamente Diversamente giovane. No, sì, no. Diversamente giovane. E mi ha raccontato una storiella. Posso raccontarvela? Avete tempo? E allora mi fa, c'è uno che arriva a casa e trova la moglie. Senti che silenzio, quando si parla delle mogli c'è sempre silenzio. La moglie a letto col miglior amico, il suo miglior amico. Ecco! Ecco! Ecco, È arrivato il miglior amico. Ecco! Tu che eri in classe con me, siamo stati in banco assieme. Sei qui a letto con mia moglie. Abbiamo fatto anche il militare assieme, la comunione e la cresima. E tu, contro la moglie, abbiamo 3 figli. Mi hai sempre onorato, mi hai sempre... ecco quello. E poi una roba vado a dirvi, ma finché parlo, proviamo a fermarvi un attimo. Voglio un applauso qui, perché va che... Finché parlo, Marco. Oh, un saluto volevo farlo al mio amico Sergio Soligo. Grande Sergio. Grande. C'è caldo a San Floriano, Sergio? Poco? Ah. Qui sul, andiamo più verso le colline. qui sul palco, ragazzi, c'è un... No, ma non si vede, guarda, sembra quasi... Sei invidiosa perché io sto facendo la sauna e tu no. No, sto facendo anch'io. Cosa facciamo adesso? Adesso facciamo un brano bellissimo di Domenico Modugno. Ma c'è Amorino? No. Ma Amorino è andato via? Aveva un impegno. Ma vabbè. ritorna o no? Non si sa. Non si sa. Noi gliela facciamo lo stesso. Ecco. Diteglielo. Riferiteglielo che era per lui questa canzone. Questa è una delle più grandi canzoni di Domenico Modugno, l'abbiamo arrangiata alla nostra maniera ed è meravigliosa. Sulle mani! È vero, credetemi, è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così.
meraviglioso. La notte era finita e ti sentivo ancora, sapore della vita meraviglioso. Assieme. Meraviglioso. 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 Meravigliosi tutti, grazie. Grazie. Che belli. Grazie Che di bello. cuore, grazie. E adesso, Monica? Grazie. Adesso invece ci trasferiamo nel repertorio internazionale. Ok, questa è una canzone che ho richiesto io, perché è una canzone molto difficile che Bravo, adoro grazie. faccia Monica, perché io spero sempre che lei sbagli. Perché non sbaglia mai. Ma si può, ragazzi? Oh. Ma si può avere un collega così? Non sbaglia. Non è vero. Non è vero questo, sono diventata brava a nascondere E gli non sbaglia errori. mai. E io spero che questa sera un po' sbagli. Toh. Visto che fa Con caldo. questo caldo forse potrebbe anche essere. Anche perché questa è una canzone che volevo cantare io personalmente e lei me l'ha ciulata, come si dice a Jesolo, ciulata, sgraffata, sgrafognata. E la canzone si intitola One Moment in Time ed è un successo di Whitney L'hai Houston. detto un po' all'americana, questa One sera. Moment in Time, wanna. Sì, ok, va bene. Asciugati. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My funniest day is yet unknown. I broke my heart for every game to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall. Yet through the door, this much remains. I want one moment in time when I'm more than I thought I could be. When all of my dreams had a hurried away, and the answers are all up to me. Give me one moment in time when I'm racing with destiny. Then in that one moment of time, I will feel eternity. Grazie. I live to be the very best. I want it all. No time for less. I'll lay the place. Now lay the chairs. Here in my hands. I want one moment in time when I'm more than I thought I could be.
Troppo buoni, grazie. Grazie, chi è? Tanta. Ecco, Tanta roba. ho cantato la canzone un po' facendo così, me l'ha un po' buffata, però No, ce l'ho fatta. sei brava. Grazie a tutti. Rifacciamogli un altro applauso, va là. Nonostante ormai abbia una veneranda età. Quanti anni hai compiuto, Monica? Tu lo sai? Quanti sono? 34. Sei rimasto indietro un po'. È lei Meno di 50, brava. Meno. Meno di 50 e più di 20. 43, chi offre di più? Prego maestro, venga qua. No, guarda, non ho nessun problema a dirlo. Sono nata il 2 luglio 1976, adesso mettete in moto la scatolina e fate voi i conti, ok? Non è vero, perché mi hanno detto che sei nata durante la guerra, quindi 1944, 45. L'anno prossimo, ragazzi, festone. L'anno prossimo festeggia 50 anni, ve lo dico io. E per Festone l'occasione, Luciano Biscaro, te lo dico già anticipatamente, cerca di non rompere i coglioni, Ehi! perché devi preparare una festa che nessuna cantante al mondo abbia avuto questa festa. Te la dico, è una minaccia, è una minaccia che non te catti fuori, ma mio zio sta poco bene, mia nonna, Soligo non vuole. Dobbiamo festeggiare i 50 anni Ok, di ok. Monica con i fuochi d'artificio della ditta Martarello di Rovigo. Benissimo. Assolutamente non è una minaccia, ma è un piacevole invito, perché io da sempre ho sempre constatato e annunciato tranquillamente, sinceramente, che Monica è la numero 1. Vabbè. Quindi Grazie Luciano, grazie. facciamo sì. una festa proprio appropriata per la numero 1. Bene. Buon proseguimento. Grazie mille. Adesso- avete un anno per pensarci, mi Adesso raccomando. sono un po' triste E poi avete un sacco di testimoni qui davanti. Adesso sono un po' triste perché pensavo di essere io il numero 1. No, adesso tu quando compirai 80 anni, quindi tra poco, faremo anche a te la festa, va bene? Sì, cosa porti? Dovete sapere che adesso noi, diceva la Monica, stiamo preparando una chiavetta e qui lo vogliamo dire, dobbiamo dirlo. Una cosa che dobbiamo dire che mi ero dimenticato. Stiamo preparando una chiavetta con 80 brani delle nostre canzoni, da raccolta 1, raccolta 2. Si chiama Super Raccolta 2025, sono brani dal 2000 e praticamente 4, cioè dalla mia entrata nell'orchestra Rodigini fino al giorno d'oggi. Sono alcuni dei più richiesti, più ballati, insomma quelli un po' più famosi dei Rodigini. Saranno tutti raccolti in una chiavetta USB e si chiamerà Super Raccolta 2025. Volevamo ricordarci, noi abbiamo degli amici che arrivano da Mantova che ci tengono a questa cosa, che una parte del ricavato di queste chiavette La andranno vendita delle alla chiavette. città della Speranza. Noi facciamo tutti gli anni beneficenza e una parte verrà data. Ecco. Quindi, No, perché dicevo, una volta noi vecchiotti, avevamo in macchina il CD, prima la cassetta, la stereo 8, vi ricordate la stereo 8? Con le cassette di Fausto Papetti, con le... qualche anno capirai cos'è. Avete capito con chi ho a che fare io? Ecco. Infatti Monica è con noi da quanti anni? 20? 21. 21. Il prossimo anno, che sono 22, il WWF ha deciso di farci cavalieri onorari del WWF perché sono 22 anni che viviamo con una vipera. E allora... Voglio l'applauso. E me ne vanto. Ah. E me ne vanto. Ah, a proposito di bestie. Ma no, Francesco! no, nel senso che c'è un brano di Jeff Maestro. Stast che in italiano si intitola Il pastore innamorato o Solitario. Io dico il pastore innamorato solitario, tutti e due. E ve lo presenta il nostro trombetaro, il nostro trombarolo, come si chiama? Trombettista, per gli amici trombatore, ma comunque non è Ecco, si un'altra- chiama è Salvatore, un'altra quindi cosa. che suona la tromba, è un trombatore. Salvatore, Con questo brano il pastore, no, solitario. Partis il Salvatore.
Salvatore, facci un pezzettino di silenzio. Sì, con calma, faccia pure con calma, ma... Ce la fai Salvatore? Ce la fai? Coraggio, coraggio, coraggio. Salvatore è innamorato e non so ancora di chi. Della moglie no. Secondo me devo scoprirlo e poi dopo glielo dico. Siamo pronti? Due note di silenzio perché so che ci sono degli alpini fra di voi, quindi il maestro, eccolo qua. È sempre emozionante sta roba, eh? Avete fatto il militare voi? Sì o no? No. La signora ha detto no. Davvero signora, niente militare? Venga un po' con i rodigini, lo fa il militare, sì. Canto io una canzone. Oh, meno male, finalmente. Facciamo un applauso a Francesco. Oh, è il migliore a rompere le balle sicuro. Scherzo. Anzi, No, scherzo, non scherzo. Mi fai fare una figuraccia davanti all'assessore qua. Mi scusi signor Sindaco. No, lei deve sapere, signor Sindaco, probabilmente non ci ha mai visti oppure così di passaggio, che quando facciamo le serate da ballo sembriamo anche delle persone serie, siamo molto concentrati a far ballare i nostri ballerini, siamo molto ligi, Durante i concerti ci permettiamo di sfogarci un po', di essere un pochettino meno rigidi, di essere un pochino meno... Ma sì, ci sfoghiamo un po', ci togliamo un po' di soddisfazioni sia musicali che anche de paroasse, perché ci diciamo su qualcosina. Però comunque noi portiamo nel cuore appunto questi momenti perché ci permettono di essere più noi stessi e meno rodigini. Adesso entriamo nella serietà. Questa è una canzone che facevamo 30 anni, anzi cantavo 30 anni fa, l'ho ripresa per questa serata. La musica è di Chopin, è un brano dal titolo Il suo volto, il suo sorriso. Sei qui vicino a me, come una volta a farmi compagnia, quando ero solo, quando il volto assente della gente non aveva pietà. Tristezza, sei qui vicino a me e non sai che ho preso un'altra via, forse per sempre. Il tuo posto ormai l'ha preso, il suo volto, il suo sorriso, una donna che non lascio mai. Ormai c'è lei, grazie, ma per te posto no, non c'è. Oh, tristezza.
un'altra via, forse per sempre. Il tuo posto ormai l'ha preso, il suo volto, il suo sorriso. Una donna che non lascio mai. Ormai c'è lei, grazie ma per te posto non c'è. È arrivata qua la felicità. Il tuo posto ormai l'ha preso, il suo volto, il suo sorriso. Una donna che non lascio mai. Ormai c'è lei, grazie ma per te posto non c'è. È arrivata qua la Bravetto, sì, è bravetto direi. Aiuto. No, ma no, però rimani qui con noi, dai, ancora un'oretta e poi... Hai deciso che canzone fare? Allora adesso io vorrei fare per la legge della compensazione del contrapposto, per un attimo anche rimovimentare un attimo la situazione, vorrei ritrasferirmi di nuovo a Sanremo 2025. Cuore matto. Signor Sindaco, io arrivederci. capisco che lei abbia degli impegni e la saluto lei e Anche la sua signora. Fate i bravi. Buonanotte E se e siamo in grazie. giro veniteci a trovare. Grazie per essere stati con noi. Salve. Facciamo un applauso al sindaco di Mogliano Veneto. Veneto. Grazie. Allora, stavamo dicendo, durante le nostre serate, lo proponiamo nei momenti un po' più scatenati, un po' così, questa canzone che ormai abbiamo capito qual è. Avete capito qual è? No. No, bene. È una canzone di Rita Pavone che faceva un cuore. No, era l'italiano. Un cuore matto di Pavone, beh, non è neanche male. Rita Pavone cantava Mio cuore, Ah, ok. tu stai impazzendo. Ecco, brava signora. E invece non facciamo. No, invece parliamo sempre di cuore, ma parliamo di tanti cuori. Io adesso va di moda su Facebook, su Instagram, mettere Sulle mani! Oggi mi sento una pozzanghera se l'ansia mi afferra. Con lo sguardo verso il cielo ma il morale per terra. Se mi trascuri impazzisco come maionese ci sto male. Male, male, male. Vorrei svagarmi, immagino una canzone
Voglio I sentire un urlo! Io ho visto che c'è qualcuno che deve fare il ripassino dei cuoricini, non lo fate proprio tanto bene. Il cuoricino va fatto così, ragazzi. Brava la signorina là in fondo. Poi c'è chi fa il cerchio. Cerchio vuol dire un'altra cosa. E chi fa la stemma della Renault, che è questa. Questa non è una cosa che pensavate male, è la stemma della Renault. È arrivato lui, no? Potevi rimanere lì con l'asciugamano. Dai che movimentiamo ancora un po' la situazione, ragazzi, sulle mani, le prepariamo a tempo di questo grande successo internazionale. Pronti?
Grazie. Ragazzi, che fatica stasera. Allora, adesso invece calmiamo un attimino la situazione e apriamo quella famosa parentesi che Francesco ha nominato prima, ovvero la parte quella acustica, dove ripercorreremo un po' della storia della musica italiana e internazionale, però in chiave un po' diversa da come l'avete sentita fino ad ora, perché la faremo in versione, gli inglesi direbbero, gli americani direbbero in maniera un po' figa, unplugged. Noi diciamo acustica perché ci capiamo tutti tra di noi, e quindi vuol dire accompagnati con le chitarre, le nostre voci, con qualche intervento di qualche strumento così acustico. E mentre Francesco appunto si sta preparando con la sua chitarra, perché in questo momento suonerà anche lui, si accompagnerà anche lui con la sua magica chitarra, la chitarra che ha fatto innamorare un sacco di donne quando era più giovane, più magro. No dai, sto scherzando, gli sto poi restituendo un po' perché è un po' birichino nei miei confronti, non so se l'avete notato. Allora, facciamo finta di trasferirci momentaneamente, invece che nella piazza Manzoni, qui seduti comodamente in piazza, ci trasferiamo con il pensiero un attimino al mare, in spiaggia. Accendiamo un bel falò, so che adesso non si può più fare, però una volta, tanti anni fa, si accendevano i falò, ci si riuniva tutti attorno al falò, si prendeva la chitarra e si cominciava a strimpellare quello che più piaceva in quel momento, le hit del momento naturalmente. E quindi, se dalla regia mi dicono cosa devo fare, ok, e quindi sì, si cantavano queste belle canzoni. Poi c'erano i fuochi d'artificio, avete sentito? Ci sono anche i fuochi d'artificio. E intanto, se Luca mi intona una canzone, facciamo una prova. Facciamo una prova per scaldare la voce, facciamo questa prova qui. Mi ricordo montagne verdi e le corse di una bambina con l'amico mio più sincero. Poi un giorno mi prese il treno, l'erba e il prato, quello che era mio, scomparivano piano piano e piangendo parlai con Dio. Quante volte ho cercato il sole, quante volte ho mangiato il sale, la città aveva 1000 sguardi, io sognavo. Il mio destino è di stare accanto a te, con te vicino, più paura non avrò, e un po' più donna io sarò. Montagne verdi nei tuoi occhi rivedrò. Bravi. Complimenti a tutti. Siete dei nostalgici. Oh, che abbiamo giusto tutto. Bravo. C'era la batteria rovescia, chi l'ha rovesciata? Io non sapevo neanche che avesse la batteria, sinceramente, quindi non posso essere stata io. Ma se prima abbiamo provato ad andare, siamo andati a mangiare e c'è la batteria rovescia. Il fantasma. C'è il fantasma qui in piazza Manzoni, per caso, Storcio? No, non ti risulta. Potrebbe essere un nuovo business, il fantasma di piazza Manzoni, che rovescia le batterie. Quella di Macci è ancora dritta, quindi... Che si proprio in semenia già menona. Vuoi girare la batteria di Macci? Potrebbe essere non c'è più rispetto. Una volta mia nonna a mio nonno gli dava del voi, è vero o no? Cosa di zio Gigi, cosa di zio. Adesso la moglie dice cazzoletto.
A proposito, sapete questa? C'era un signore, sempre quello di prima, anziano, che era seduto in un parco e stava leggendo il giornale. A un certo punto gli si siede vicino uno con tutti gli orecchini e con la cresta rossa, tipo Renzo Biondi per dire, ecco, no? Ma con la cresta rossa, tutto così. E il vecchiotto lo guarda e sto qua che dice: che cazzo gatto da guardare? Sei mai stato trasgressivo tu nella tua vita? E il vecchiotto ha detto: sì, sono stato proprio trasgressivo. Una volta mi sociava una gaina che avevo 20 anni, ma non vorrei mai che te fossi mio figlio. Voglio un applauso, Fategli l'applauso per favore, perché dopo sono io in semenia. Tanto si possono dire le parolacce, vero o no? Le dicono dappertutto, le dicono anche al Parlamento, esatto, anche al Parlamento. Perché Non ho capito. Iniziamo a massa stipendio, vero? signora, Te sai il povero Papa Francesco che aveva le scarpe quelle non da Papa ma quelle da Poareto, e un giorno è arrivato con l'aereo, è arrivato l'autista a prenderlo e allora gli fa all'autista: ascolta, fammi un piacere, lei da quando che sono Papa che mi rompi sì, no. certo. Cioè, non posso fare niente, fammi guidare un po' la mano, non so neanche più buon guidare, ma no, santità. No, non posso far guidare la macchina di me, licenza, ma se mica te pago, scusa. Ah, sappi guidare la macchina, ma ora l'autista si mette per vedere io e il Papa davanti. Una voglia di... A un certo punto i carabinieri, cioè, vede sta macchina da matti, lo fermano, sbassa il finestrino, dice patente e libretto, ma un attimo. E allora ciappa il telefono, chiama in centrale, dice: c'ho qua ho fermato una macchina importante, adesso non so cosa fare con questo qua. Ma chi è? Chi è? Ha detto fermare un cardinale, ma quale cardinale? Ma quale cardinale? Ma ha detto fermare un onorevole, ma quale onorevole? Ha detto fermare un presidente, ma quale presidente? Dite che da pensare, che è il Papa che fa l'autista sto qua. Voglio l'applauso, altro che... Insomma. Quest'oggi posso... Racconto l'ultima volta stiamo usciti, perché questa è una cosa vera. E cioè, quando è morto Senna Poareto, è andato in paradiso, e in paradiso sto Senna si rompeva le scatole, i coglioni, si rompeva i coglioni, cioè, sei a camminare tutti i siti, pregare, per fortuna ti non te vai in paradiso perché sennò... E a un certo punto fa: scusa contro San Piero, ma non è che qua che sia una macchina, sì, che sarebbe una Ferrari, però ricordate che in paradiso non si può andare più di 50 all'ora, capito? 50 all'ora, piuttosto che niente, dice: ma io 50 all'ora, allora sto Senna con questa macchina, brom, 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 ai 50 all'ora, a un certo punto si ferma a un semaforo e si affianca un Lamborghini giallo, con uno con i capelli lunghi, Ray-Ban, la barba, targa belluno, scatta il verde, ha fatto i 300, via. Cioè, mica sono campione del mondo ai 50 all'ora, e sto tossico qua con i capelli lunghi ai 200 all'ora con la macchina targa belluno, e va da San Piero e dice: oh, anche uno con la macchina targa belluno là con i capelli lunghi, un tossico. Quale belluno? Le targa lei me l'è il fiolo del parolco, la lasciano stare, per carità di Dio. Voglio l'applauso, silenzio. Cantemo? Erano gli anni 60, 70, 80, 90, 100. Chi che fuori è fuori, chi che dentro è dentro. È il caldo, ragazzi, è il caldo. Non ha mai fatto così. Mi dispiace di svegliarmi. Forse un uomo non sarò, ma a un tratto so che devo lasciarti. Fra un minuto me ne andrò. Provate voi e non dici.
scalderà. Strana amica di una sera, io ringrazierò la sua pelle sconosciuta e sincera, ma nella mente c'è tanta voglia di lei. Io un giorno crescerò e nel cielo della vita volerò, ma un bimbo che ne sa sempre azzurra non può essere metà. Una notte di settembre mi svegliai di freddo sulla pelle, sul mio corpo il chiarore delle stelle. Chissà dov'era casa mia e quel bambino che giocava in un cortile, io vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù m'è rimasto Dio, vagabondo. Soldi in tasca non ne ho, ma lassù m'è rimasto Dio. Grazie. Mama, take this badge from me. I can't use it anymore. Scared and dark, too dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. No, grazie. Che belle queste canzoni, è vero che sono belle. Sì. La prossima canzone invece ve la presenta Monica, è una canzone un po' impegnativa, molto molto bella, bellissima, ma molto impegnativa. La vuoi presentare tu? Assolutamente sì, ricordando un appuntamento qui
in Piazza Manzoni, ovvero giovedì 31 luglio, sarò ospite con tantissime altre bellissime, bravissime colleghe della musica da ballo per la serata dedicata contro la violenza sulla donna. È già un po' di edizioni che viene fatta questa serata, l'applauso scatta spontaneo e mi fa molto piacere. Non mi ricordo più se è la terza o la quarta edizione, comunque sarò presente. Mi raccomando, siate presenti tutti perché canteremo proprio in onore della donna e contro la violenza che viene fatta su di essa, purtroppo molto spesso. Questo è un brano che è degli anni fine 80, credo, un po' primi 90, comunque è un brano di Mia Martini che già un po' denunciava questa cosa e fa così. Sono stata anch'io bambina di mio padre innamorata, per lui sbaglio sempre sono la sua figlia sgangherata. Ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita e ho lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita. La pazienza delle donne incomincia a quell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità e ti perdi dentro a un cinema a sognare di andar via con il primo che ti capita e che ti dice una bugia. Parlano d'amore e poi ti lasciano da sola. Gli uomini ti cambiano e tu piangi mille notti perché invece gli uomini ti uccidono e con gli amici vanno a ridere di te. Grazie. Piansi anch'io la prima volta, stretta all'angolo e sconfitta. Lui faceva e non capiva perché stavo ferma e zitta. Ho scoperto con il tempo e diventando un po' più dura che se l'uomo in gruppo è più cattivo quando è solo ha più paura. Gli uomini non cambiano, fanno i soldi per comprarti e poi ti prendono la notte. Gli uomini non tornano e ti danno tutto quello che non vuoi, ma perché gli uomini che nascono sono figli delle donne, ma non sono come noi. Uomini che cambiano, sono quasi un ideale che non c'è. Sono quelli innamorati come te. Grazie.
Vorrei un super applauso anche per i miei super colleghi bravissimi, eccoli qua, i rondicini. Grazie, grazie. Siamo addirittura d'arrivo, voglio sentire un urlo! Dobbiamo accontentare una richiesta. Sì, mi dica. Noi siamo la categoria di persone, vi vedo tutti, avete più di 35 anni tutti quanti, vero o no? C'è qualcuno che ha meno di 35 anni? Ah no. Tu sei Francesco, Francesco che ho conosciuto prima. Ricordi che dobbiamo fare una fotografia con Francesco, vedi quel ragazzo con la maglietta? Ciao Francesco! Ma sei juventino anche tu? Ah, Anca massa. Allora, noi abbiamo avuto le canzoni più belle, le canzoni degli anni 70, ma ve le ricordate le canzoni degli anni 70? Lisa dagli occhi blu, pensa alle trecce, non sembri neanche tu. Oppure luglio col bene che... Senti, le Vedrai non finirà. Non sapete neanche cosa avete mangiato a mezzogiorno, ma vi ricordate le canzoni di 60 anni fa? Bravi. Bravo. No, sì. Cosa- Che quelle di adesso no. Non si ricorda quelle di adesso, neanche cuoricini. È l'unica perché facciamo la Renault, per quello si ricorda. Perché altrimenti Simone non si ricorda mai, me lo dice sempre che... Cos'è che non ti ricordi mai? I cuoricini. La Renault? Allora. No, noi abbiamo mio avuto... Dio. Lo possiamo dire sta cosa? Eustorgio, noi posso dire una cosa, tanto abbiamo finito. Attento a non andare giù. No, volevo dire una cosa. Noi siamo stati la generazione che non aveva internet, non aveva Facebook, non avevamo soldi, non avevamo niente. Ma avevamo tanti amici, è vero o no? Tanti di quei amici. Adesso siete tutti su Facebook, io lo so perché vi vedo, anche lei con gli occhiali è su Facebook. Sì, non faccia il furbo, perché mia zia che è brutta come il peccato, ho una zia Guarda che vai giù, mannaggia. Ho una zia che ha 84 anni, è brutta come il peccato e ho scoperto poco tempo fa che su Facebook si chiama Gnocca58. Quindi se c'è qualcuno che vi chiede l'amicizia Gnocca58 è mia zia che è brutta come una cambiale, brutta come il tetano. Se invece vi chiede l'amicizia Banana 33 è Matteo. Ecco, che il 33 è il numero di scarpe, non pensate a altre robe. Allora, noi siamo stati la generazione che ha fatto l'amore in macchina, è vero o no? L'avete fatto l'amore in macchina, sì o no? E lì voleva arrivare. Ecco, chi non aveva la macchina, ho scoperto un'altra cosa, e adesso vi tocco sul vivo. Chi non aveva la macchina, tipo Soligo, aveva il motorino con la copertina sopra, è vero o no? Con il Plaid, il famoso Plaid, che io fino a 15 anni non ho mai capito che cazzo servisse per tenere caldo il motorino anche d'estate. Invece d'inverno non lo mettevano solo d'estate, sopra la sella, le gambe. Perché voi mettete l'aria aperta a fare... Esatto, con un elastichetto, è vero che c'era l'elastichetto, quell'elastichetto Mamma mia che precisione di dettagli, sembra quasi che lo facesse anche lui quasi. facevo anch'io, anche massa. Sì. Io un po' più. Poi quell'elastichetto lì, pensateci bene, con quell'elastichetto lì noi degli anni 70 andavamo a scuola alle superiori non avevamo la cartella ma avevamo l'elastico, è vero o no? Senti? Avevamo l'elastico e legavamo i 4 libri col diario e la penna. E la copertina? No, la copertina l'avevamo lasciata sul motorino prima. Mettevamo dentro la cassetta nella macchina e nel motorino? Nel motorino non ci mettevamo dentro la cassetta. Nella macchina mettevamo la cassetta e cantavamo questa canzone così. Pronti, suonati? Fatemi fare una bella figura, perché la Monica dice di no, ma la sapete tutti. Non restare chiuso qui. Riempiti di sole, vai nel cielo. Neanche Facchinetti canta così. Cerca la sua casa.
grazie. Purtroppo siamo arrivati al termine di questa bellissima serata. Io vorrei un applauso per tutti i ragazzi dell'orchestra Dai, di li presentiamo ad uno perché se lo meritano con questo caldo. Simone! Salvatore! Massimiliano! Luca! Matteo! Francesco! Teresa, Monica! Grazie! Ho messo sbagliato. Simone Cavalier, togli quella cosa per piacere. Dai, per favore. Ecco. Dai, non l'avevo neanche detto. Sì, non abbiamo avuto il tempo di Michela, fare. mi porterai una rosa, mi ha portato una rosa, grazie. Grazie, che meraviglia. Che bella. Grazie. Un'altra volta ti porterò una rosa perché Questa noi bella abbiamo... amica di Baldo Biadene. Grazie bello. Michela, grazie. Comunque Michela, noi amiamo la rosa. La prossima volta, visto che sei da Valdobiane, portaci un bel prosecco. Ti Sei amo. un maleducato, Ti sei. amo, ti amo. Sei un maleducato. Promesso. Grande. Comunque un che grazie ancora a tutta l'amministrazione comunale di Jesolo, a tutto il Consorzio Manzoni, Eustorgio che è rimasto qui in rappresentanza di tutti, grazie veramente. Siete Grazie anche al sindaco che abbiamo avuto l'onore di avere questa sera. un grande onore avere anche il sindaco questa sera, un grazie al nostro manager Luciano Biscaro, un grazie veramente soprattutto a tutti voi che ogni volta che siamo qui in Piazza Manzoni venite a riscaldarci il cuore con il vostro calore. Grazie, grazie, È sempre un piacere. grazie. Calcare questo palco è sempre un onore e un piacere. Vi salutiamo con una... Siamo simpatizzanti. Siete simpatizzanti, perfetto. E Non noi... sono loro che fanno caldo, ci scaldano il cuore, ma non è che sono... no, ho capito male Luca. scusa. Luciano, te lo ripeto un'altra volta e non te lo dico più. Monica il prossimo anno compie 50 anni. Ma smettila, basta, non l'abbiamo detto. Cerca di organizzarti perché altrimenti andiamo a farlo a Bibione il compleanno. No, io ho detto sto cercando un appartamento qui a Jesolo perché voglio fare gli ultimi anni della mia vita qui a Jesolo. Ragazzi, buonanotte a tutti, è stato bellissimo e vi salutiamo Io con una adoro grande Jesolo, lo canzone. adoro. Con una grande canzone di Sanremo 1987. La Grazie cantiamo assieme, e sulle mani buonanotte. tutti. Grazie Storgio. Nonostante il caldo è stata una serata stupenda. In questa notte di venerdì, perché non dormi, perché sei qui, perché non parti per un weekend che ti riporti dentro di te. Cosa ti manca? Cosa non hai? Cosa che insegui se non
applauso forte forte ai Rodigini che sono sempre all'altezza della situazione. Grazie, siete stati un pubblico fantastico come sempre. Vi auguro...